Con una grande ripresa Ligia Virtus ribalta il Castrum Favara che aveva chiuso il primo tempo avanti 2-0 e con la partita sotto controllo. Nella seconda frazione però la squadra barcellonese cambia passo, entra in campo con più determinazione, alza il ritmo e mette in difficoltà gli avversari, riuscendo a rimettere in piedi la gara e poi a completare la rimonta. Una vittoria molto importante arrivata con carattere e voglia che permette a Ligea di mantenere ancora vivo il sogno promozione. Parte forte la formazione ospite che sin dai primi minuti prova a prendere in mano la partita e a sbloccare il risultato. La prima occasione arriva subito dopo 8 minuti, conclusione pericolosa di Varela, ma il tiro termina di poco alto. La risposta del Ligia Virtus non si fa attendere. Al 15° minuto Calafiore svetta bene di testa ma trova sulla sua strada uno straordinario Di Silvestro a negargli il vantaggio. Poco dopo è Sessa a provarci direttamente con il destro, il pallone però si spegne sull'esterno della rete. Ma al 22° arriva l'episodio che può cambiare il match. Calafiore viene toccato in aria da Ececoyen, l'arbitro indica senza esitazione il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Samaché, ma ancora una volta Di Silvestro è monumentale, para il rigore, si supera anche sulla ribattuta di Sess salvando i suoi. E come spesso accade nel calcio, al gol sbagliato segue il gol subito. Al 27° infatti il Castrum Favara passa in vantaggio quando Varela approfitta di un pallone vagante in aria e da pochi passi batte l'estremo di casa testa grossa per l'1-0. Esplode la gioia dei 7 tifosi ospiti arrivati da Favara. Ligia Virtus accusa il colpo ma non si arrende. Al 41° proteste per un possibile rigore su Cicirello, ma in questo caso il direttore di gara lascia proseguire. Il Castrum Favara però è micidiale in contropiede. Allo scadere del primo tempo, al 47° trova anche il raddoppio grazie a Lanza, il cui tiro viene deviato e beffa il portiere infilando la rete per il 2-0 giallo-blu. Nella ripresa però cambia tutto, bastano appena 60 secondi per vedere il primo squillo. Al 47° Calafiore avvia l'azione servendo Sess, cross immediato in aria e colpo di testa vincente di Vacca che batte Di Silvestro e firma l'1-2. L'inerzia è tutta da parte dell'Igea e infatti passa appena un altro minuto e arriva anche il pareggio. Ancora Vacca protagonista nel ruolo di rifinitore, apertura sulla destra per Cicirello che con un destro preciso trova l'angolo dove il portiere non può arrivare. Il Dal Contres Barone esplode e 2-2, gara completamente riaperta. I padroni di casa insistono e chiedono anche un calcio di rigore per un contatto su Maltese, ma il direttore di gara lascia proseguire tra le proteste. Il sorpasso è però solo rimandato quando al 65° Cicirello si mette ancora in proprio, raccoglie palle dal limite, lascia partire un sinistro potente angolato che sorprende Di Silvestro e il 3-2, doppietta personale, nuova esplosione di entusiasmo sugli spalti. Il Castrum Favara accusa il colpo mentre Ligea prova a chiudere definitivamente conti con una grande iniziativa di Squillace fermata da un intervento decisivo di Di Silvestro. Nel finale però il Castrum Favara torna a spingere con orgoglio, serve un autentico miracolo di testa grossa per negare a Piazza il gol del pareggio, mentre poco dopo è ancora lo stesso attaccante a mettere un pallone insidioso in aria sfiorando l'autorete di Maddaloni. La sfera termina in angolo per questioni di centimetri. La pressione ospite aumenta e porta anche al gol, ma la rete viene annullata per fuorigioco tra le proteste che costano caro alla panchina della Favara con un componente allontanato dal rettangolo di gioco. Nel lunghissimo recupero succede di tutto. Al 96° Calafiore interviene in ritardo e viene ammonito. In un primo momento l'arbitro non si accorge che si tratta del secondo giallo, ma dopo qualche secondo torna sui suoi passi ed estrae il cartellino rosso lasciando Ligea in 10 uomini. E l'ultima azione del match finisce 3-2 per Ligia Virtus che risponde sul campo alla sconfitta di mercoledì contro la Regina e porta a casa 3 punti pesantissimi. I giallorossi salgono a quota 49, restano al 5° posto e mantengono 7 punti di distanza dalla capolistanissa. In attesa di possibili sviluppi sulla vicenda dei 5 punti di penalizzazione legati al caso De Falco, Ligea continua a crederci e tiene vivo l'obiettivo. Si ferma invece il Castrum Favara che interrompe una serie positiva fatta di 3 vittorie consecutive e 4 risultati utili di fila, restando coinvolto nella zona play-out.